Prosegue la caccia alla vetta della classifica del girone A del campionato di eccellenza per l'Enna. Prosegue invece la caccia a punti per la salvezza per il CUS Palermo di Ferdinando Zappavigna, opposto alla squadra di Angelo Strano nel terzo turno del girone di ritorno di campionato. Turno che si vive anche a Palermo, al centro universitario sportivo, nel ricordo di Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, scomparso nel corso del weekend. Minuto di raccoglimento su tutti i campi del calcio italiano in questo fine settimana. Poi si parte, subito Arcidiacono mette in centro questo pallone, colpo di testa sopra la traversa e subito ad un passo dal vantaggio l'Enna, vantaggio che però arriverà un paio di giri di lancette più tardi. Calcio d'angolo battuto da Prestia, la palla rimane in area sui piedi di Salvatore Cocimano, il numero 10, che sblocca la partita. 4 minuti e la squadra di Strano è già in vantaggio, per la gioia dei tanti sostenitori che sono arrivati anche a Palermo anche in questa domenica di fine gennaio. La rete di Salvo Cocimano, poi insiste l'Enna alla ricerca del gol del raddoppio, la palla gira velocemente da Gudiac a Prestia, ad Arcidiacono, ancora all'argentino che però non indirizza bene e manda la palla sopra la traversa, ma insiste ancora la squadra di Strano con questa spizzata all'indirizzo di Prestia, però ad andare in uno contro Terrasi, poi riesce a scaricare all'indietro per la conclusione che si perde fuori. E allora il CUS, che dopo un periodo di stanca del primo tempo cerca di venire fuori alla distanza, conclusione dopo la percussione personale di Youssef Sherif, para senza problemi Caruso. Decisamente meno difficile questa parata rispetto a quelle precedenti e anche rispetto a quella compiuta da Nasca sulla zampata da parte di Cocimano, ma siamo al 39esimo, calcio di punizione con la palla che si spegne sul palo, poi il salvataggio di Nasca sul tentativo ancora dalla distanza dell'Enna e dunque sfuma un'altra chance per il 2-0. Poi dall'altra parte Cus che cerca di rendersi pericoloso, ma chiude bene la difesa dell'Enna fino ad arrivare alla conclusione dell'azione per il fischio dell'arbitro. E a proposito di fischio dell'arbitro, ce ne sono due per porre fine al primo tempo, con l'Enna in vantaggio per 1-0. Inizia la ripresa e subito Cus che cerca di rendersi pericoloso. 10 secondi, conclusione di mancina di Caleb Kubi, blocca senza problemi Caruso, ma al quarto minuto l'Enna aggiunge un filo di gas e trova il gol del raddoppio. Azione dalla destra con la palla che spiove nel cuore dell'area, colpo di testa di Cocimano, lento ma preciso, e il gol del 2-0. Non solo ritorno al gol, ma anche doppietta per Salvatore Cocimano, che indirizza ancora di più la partita verso la sponda giallo-verde del terreno di gioco del centro universitario sportivo di Palermo. Poi dall'altra parte Cus con questo tentativo estemporaneo da parte di Fofana in qualche modo riesce a salvarsi Caruso, palla fuori, ma poco più avanti torna ad attaccare la squadra di Strano, sempre sulla destra, con l'avanzata e il pallone messo al centro per il tentativo da parte di Sessa, che si perde fuori. Poi dal calcio d'angolo la palla che spiove sul secondo palo, il colpo di testa, poi la girata in avanti, la palla che arriva in qualche modo a Biccio Arcidiacono, il gol del 3-0. E partita chiusa a mezz'ora dalla fine. L'Enna chiude la pratica, porta a casa i 3 punti, anche se c'è ancora un po' da giocare, c'è ancora spazio per qualche iniziativa dalla squadra guidata da Strano. Con questo calcio d'angolo, la palla che spiova nel cuore dell'area, colpo di testa di Cocimano ad un passo dalla tripletta, la sfera però si perde fuori. Minuto 73, ancora una volta la squadra ospite che cerca la conclusione, ma è bravo questa volta Nasca a farsi trovare. E veniamo al minuto 78 con questa iniziativa da parte del CUS, la palla che arriva in area di rigore allontana solo parzialmente la difesa dell'Enna sui piedi di Randazzo, che trova la rete dell'1-3, rete che vale soltanto per le statistiche personali del ragazzo e del risultato che da qui in poi non cambierà più, nonostante il CUS poi cerchi di riportarsi nuovamente in avanti qui con la giocata del Baby Tomasino, che libera il sinistro, conclusione lenta e centrale bloccata da Caruso. E questa è l'ultima emozione della gara. L'Enna espugna il campo del CUS Palermo e si porta al comando del girone A di eccellenza. Da Sportisili è tutto, alla prossima.